Finalizziamo sempre l'azione, andiamo a fare il gol. Tu hai due scelte, loro non sanno quale che prendi. Quindi i movimenti voi due li dovete fare comunque, perché non sapete se riceverai palla tu o se la palla ti verrà data in profondità. Ok, proviamo una soluzione. Ok, vai, in profondità. Bene, ma era abbastanza facile. Il difensore qua sarebbe stato tranquillamente fermo sui due compagni. Perché? Perché non hai fatto il movimento. Hai visto direttamente che la palla andava lì, sei stato confermo. Sì, sei stato confermo. Proviamo a fare la stessa cosa. Vai. Torna indietro. Ok, questo è il movimento giusto. Perché io vi sto guardando. Non andare giù prima. Perché questa scelta non era? Perché ha deciso di fare un passaggio nonostante il mio compagno fosse già troppo vicino. Ecco perché io devo avere la soluzione 2. Perché se io sono qua e il mio compagno è troppo vicino, la rimessa laterale è sbagliata, devo rifarla. Perché io questo movimento qua non lo posso fare. Okay? Quindi la scelta 2 deve essere: è troppo vicino? La do in profondità. Perché lui in questo momento è già là. Palla in mezzo e finalizziamo l'azione. Pronti, via! Che è successo? È stato fermo. Stando fermo, lui non aveva la soluzione.